Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, Il Punto, torna il fine settimana, anche oggi tanta carne al fuoco, tanti elementi su cui dibattere. Oggi i temi portanti della nostra trasmissione sono il nuovo movimento di Ismaele Lavardera, che sarà qui con noi tra un po' in studio. Controcorrente si chiama il nuovo movimento politico della ex Iena, che si è ormai staccato da Cateno De Luca, da Sud chiama Nord. Sentiremo quali sono le sue proposte, come si proporrà al pubblico, come si sta proponendo insomma all'elettorato insomma in vista delle prossime tornate elettorali. Parleremo anche di tutto quello che è successo anche dal punto di vista giudiziario alla politica in questa settimana importante. Parleremo dell'ospedale di Taormina, il centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo, perché questo è l'ultimo appello, il 31 luglio scadrà la proroga, vedremo come finirà. Noi abbiamo in questa trasmissione delle novità molto importanti che diciamo, vi sveleremo diciamo, per capire insomma, verso dove sta andando questa eccellenza tutta siciliana. Prima ovviamente, come di consueto in questa parte della trasmissione, l'anteprima, dedichiamo ampio spazio alla satira, alle vignette e al nostro Totò Calì. Ciao Totò. Buongiorno a tutti. Allora io oggi mi sono vestito da Zelensky, quindi non mi dire che non sono elegante. Sei elegante, te lo dico io, sei elegante. Sei vestito per l'occasione. Dice anche Trump che questo è l'abbigliamento che rappresenta l'eleganza. L'eleganza nel mondo, eccolo qua. Vabbè. Allora, Zelensky, anzi Totò, scusami, come cominciamo oggi? Con un po' di cose che sono successe nel mondo. Con un po' di cose. Cominciamo da quello che è successo ieri. Sì. Cominciamo da quello che è successo. Allora, prima vignetta, eccolo qua. La prima vignetta c'è, siamo anche sotto carnevale, quindi appunto giù la maschera. E sotto la maschera di Trump mi sa che c'è Putin. Quindi in Mondovisione ieri c'era Putin, non Trump. Sì, c'era Putin si con la maschera, creando con la maschera nuovi di Trump. Assetti geopolitici. Beh, insomma, come l'hai vista questa cosa? Pesante, no? Insomma, l'ha fatto valere davvero poco. Mi sono chiesto, siamo filoamericani da 80 anni. Ora che faremo? Non si sa. Non si sa, Dobbiamo vedremo. solo andare appresso agli americani. Andiamo, prossima vignetta, la politica internazionale, la geopolitica, insomma, che ovviamente è su tutti i giornali ormai da anni, insomma, con tutto quello che sta succedendo. Questa settimana c'è stato anche un altro evento che ha riguardato Donald Trump, la famosa con Gaza l'intelligenza americana. artificiale non avevano altro da fare che appunto costruire una falsa Gaza che era un resort americano. Senti, sembrava, sai, dalla Casa Bianca. Hai presente il secondo capitolo di Ritorno al futuro? Sembrava un po' quello, no? Quando Biff, anche un po' Dallas. Quando Biff conquistava tutta la città, tutta il Valle. Andiamo avanti, prossima vignetta. Adesso entriamo un po' più nelle nostre storie e quindi di nuovo aggressioni da parte dei genitori ai docenti. Ai docenti, aspetta, questa dobbiamo fare un attimo di premessa prima di leggere la vignetta. Sì. E che è successo? La scorsa settimana c'è stata l'aggressione di una mamma a una maestra accusata di aver ripreso e colpito il proprio figlio. Qualche giorno dopo l'aggressione a un membro del personale ASACOM in una scuola di Gravina di Catania. Quindi insomma queste scuole diventano insicure per il personale. La vignetta dunque come recita? Vado a scuola, questo è un professore. Questo è un professore. Dice, ma ieri ti hanno aggredito la moglie. Vado a scuola di judo. Dice, attenzione, prima vado a scuola di judo, poi vado a scuola. Amara ma vera. Prossima vignetta. Anche perché dovremmo insegnare l'educazione ai figli, ma prima forse ai genitori. Allora, di che parliamo? Qua un grande classico, direi, un grande classico. Aziende che evadono le tasse, quella dei rifiuti. Quella dei rifiuti. Politici legati alla criminalità organizzata, e l'abbiamo visto in questi giorni nelle prime pagine del giornale. Con l'inchiesta Mercurio, e quindi la risposta qual è? Che ne pensi? Qui in Sicilia queste cose fanno curriculum. Ah, ecco, quindi insomma cresce lo spessore, no? Insomma, sono cose serie, insomma, bisognerebbe davvero riflettere. Anche i vescovi, hai visto, hanno preso posizione su questa questione della corruzione in politica. E anche ora, insomma, bisogna che si ascoltino di più, insomma, anche loro. Andiamo avanti, abbiamo un'altra vignetta. È sempre sullo stesso tenore, insomma.
papà, che differenza c'è tra lo Stato e la mafia? Lo Stato ogni tanto fallisce. Lo Stato ogni tanto fallisce, insomma, l'abbiamo vista. Amara ma vera anche questa, Totò. Con questo e con questo è tutto. oggi abbiamo dato. Grazie Totò, Grazie a te, grazie a tutti e buona fine continuazione. settimana. Ciao Totò, Totò Calì. Su questo tema e su altri ovviamente torneremo subito dopo la sigla con Ismaele Lavardera e poi ampio spazio al futuro dell'ospedale di Taormina, ma soprattutto alla sanità siciliana che anche questa settimana è stata oggetto della cronaca. Subito dopo la sigla. E ancora ben trovati, adesso cominciamo a entrare nel vivo della nostra trasmissione, ve l'ho detto nell'anteprima, ringrazio ancora Totò Calì, oggi abbastanza caustico con le sue vignette, parleremo di due argomenti, uno cercheremo di scoprire che cos'è questa controcorrente con il deputato regionale Ismaele Lavardera che è qui e che saluto, grazie, ha fondato, benvenuto onorevole Lavardera, che ha fondato un movimento politico, si è messo in proprio in qualche modo, lasciato Cateno De Luca e Sud chiama Nord, partito con il quale è stato eletto, e adesso scopriremo insomma quali sono le sue idee da proporre all'elettorato. Con me in studio c'è Antonio Condorelli, tra un po' anche Miriam Di Peri del quotidiano La Repubblica. Allora, Lavardera, cominciamo subito con lei. Intanto diciamo, ci fa piacere che in studio, perché insomma poi prima volta ce l'abbiamo fatta, perché poi diciamo in studio le cose vengono meglio. Allora, che cos'è questo controcorrente? Un nome diciamo che non è originalissimo, però. Guardi, non poteva che essere questo, nel senso che non è che ci dobbiamo inventare le cose che non fanno al paio con la nostra storia. In questi 2 anni e mezzo al Parlamento siciliano ho dimostrato di essere un deputato controcorrente. Se la corrente andava in una direzione, io esattamente sono andato nella direzione opposta, ma per il semplice fatto che i siciliani ci hanno eletto per stare all'opposizione di questo governo e vogliono che noi facciamo questo. Dispiace che in questo percorso c'è chi ha deciso insomma in qualche maniera di stare in una direzione un po' ambigua, e mi rivolgo anche a queste opposizioni. Io con grande senza troppi giri di parole sono andato anche in scontro con le opposizioni di questo governo, che quando poi alla fine della partita c'è da spartirsi il milioncino di euro a deputato sono in fila e fanno ovviamente anche loro il codazzo. Allora controcorrente vuole essere un'alternativa reale a questo governo Schifani, ma non perché ce l'abbiamo con Schifani, ma perché pensiamo che il presidente Schifani sia il peggiore presidente della storia della regione siciliana. Il disastro certificato è quello sulla sanità. La Corte dei Conti ha praticamente detto che in questo momento storico la Sicilia è indietro su tutto, ma non c'era bisogno che ce lo diceva la Corte dei Conti, basta andare in qualsiasi pronto soccorso in giro per la Sicilia. Controcorrente vuole dare un'alternativa a quelle persone che non si rivedono nei cosiddetti partiti blasonati, il PD o anche altri partiti dove ci sono delle guerre interne, e devo dire che stiamo avendo adesioni di consiglieri comunali liberi da ogni parte della Sicilia che in qualche modo hanno un comune denominatore, mai con i partiti che hanno votato l'autonomia differenziata, e noi ci siamo, come dire, il comune denominatore non è noi contro qualcosa, perché lo chiama controcorrente, no, controcorrente ha dimostrato in questi 2 anni e mezzo nella mia persona di fare un'opposizione che a volte è anche stata costruttiva, ho portato a casa dei risultati quali la legge sul crack, l'emendamento Lavardera sulle donne che hanno avuto danni permanenti al viso, che permetteranno loro di poter essere assunti alla regione. Forse lo possiamo dire, io rivendico con orgoglio di essere uno dei deputati più presenti al Parlamento siciliano, questo per me non è un dettaglio. Faccio diciamo curriculum, come diceva la vignetta. Sì, fondamentalmente siamo seri, se fossi rimasto nel posto in cui sono stato eletto probabilmente non ha messo nemmeno in discussione la mia rielezione. Potevo stare lì, facevo il reuccio serenamente su Palermo, non avevo rivali. Fare un movimento da zero è un'operazione che qualcuno definisce folle, perché potevo andarmi ad accasare in un big partito, giocare la partita nel mio collegio, prendere i voti. Devo dire che ho dimostrato che sulle preferenze non ho problemi a prendere i voti, ma fare un movimento è una cosa che è veramente complessa, ci vogliono tanti soldi, ci vuole un'organizzazione. Devo dire che noi nel giro di una settimana, sono numeri, sono dati, solo di tesseramento abbiamo fatto come qualcosa come 20.000 euro, cioè di gente libera che si è tesserata, che ci ha dato una mano, e quindi noi ci autotassiamo in questa maniera e abbiamo la possibilità di poter scrivere un pezzo di storia importante di questa terra. Io non sono la terza gamba di nessuno, lo voglio subito dire, ma lei è la terza gamba del movimento progressista a sinistra, non sono la terza gamba di nessuno, noi siamo noi, e se in questo momento storico non ci sarà un candidato presidente della regione valido e serio che può in qualche modo incarnare il cosiddetto fronte progressista, non abbiamo necessità di fare liste a sostegno di nessuno. Troppo faremo il nostro percorso. Ma no, guardi,
Poi è bello perché si fa, guarda Antonio, si fa le domande e si dà le risposte. Sì, ma chissà cosa vuol dire questo. Chissà cosa vuol dire. Ma chi c'è un con nuovo lei? format. Esatto. Ma no, il tema è semplice. Io è la prima esperienza politica, lo dico, quando sono entrato nel Parlamento onestamente pensavo che fosse un posto strano, ma no, così, onestamente no. Cioè strano in che senso? Strano dove abbiamo visto, facevo il giornalista d'inchiesta, immaginavo che ci fosse dentro quel palazzo un po' di tutto, ma non pensavo di stare nei peggiori bar di Caracas, come spesso e volentieri, dove addirittura certi colleghi deputati che fanno così i tanti Caruni e Carucci, perché io denuncio le cose e mi minacciano di buttarmi al secondo piano. È come se nulla fosse, oggi incontrano ministri, vedete, Auteri come se nulla fosse, è passata la storia, va a incontrare il ministro D'Urso, cioè io dico che la politica deve avere un grande esempio di credibilità e noi onestamente sul tema della credibilità come classe politica dobbiamo farci anche un po' di domande e darci qualche risposta. Senta, Lavardelli, intanto prima di dare la parola a Antonio, chi c'è con lei in questo noi... Cioè, chi ha aderito? Qualche nome, insomma, diciamo qualche nomi politico? Di primissimo livello della società civile, abbiamo professori universitari, la campionessa mondiale di kickboxing che rappresenta il mondo sportivo una risorsa straordinaria, Elena Pantaleo, abbiamo anche consiglieri comunali, sì, ieri siamo andati nei piccoli comuni, Vallelunga Pratameno un consigliere comunale, Polizia Generosa, piccole realtà, le capoluoghi di provincia, sì, presenteremo un consigliere comunale di Ragusa la prossima settimana, cioè Controcorrente sta cominciando a muoversi non per forza con chi rappresenta il voto, perché uno quando va in un politico sul zona dice ma quanti voti hai preso? Noi non chiediamo questo, noi chiediamo cosa rappresenti nella realtà, nel tuo territorio, che idea hai di cambiamento per la nostra terra e ovviamente abbiamo anche i cosiddetti consiglieri comunali. Le do un numero, qualcosa come 50 consiglieri comunali sparsi in giro per la Sicilia e non abbiamo ancora iniziato, non siamo nella fase operativa, ma già stanno aderendo piccole realtà, piccoli comuni. Certamente abbiamo un comune denominatore, evitare di andare a chiedere voti alla mafia. Antonio. E questo è un elemento interessante, l'adesione dei consiglieri comunali, perché ci stiamo avvicinando alle elezioni provinciali. E a questo proposito il Partito Democratico la sta invitando agli incontri che sta tenendo in questi giorni? Il Movimento 5 Stelle la sta invitando a questi incontri? Guardi, sì, nel senso mi hanno invitato stamattina a Gela, c'era un incontro, onestamente dovevo aprire un faro territoriale a Sant'Agata di Battiati, paese dove qualche giorno fa il sindaco e tutta la giunta si sono abbracciati a Cuffaro, e invece c'è un assessore per bene, l'avvocato Fiumara, che ha deciso di andare via da quella giunta e che ha aperto un faro territoriale. Noi non stiamo aprendo sedi fisiche, stiamo aprendo questi fari, no? Che rappresentano un barlume di speranza. Ho preferito andare lì, ma sa perché, direttore Condorelli? La questione è molto semplice, li vedo seguire una palla, non vedo un programma reale attorno a cui sederci, vedo che un fronte di progressista alternativo a Schifani dice semplicemente che Schifani non funziona, non basta, la Sicilia ci chiede di dare delle soluzioni alternative concrete, fin quando onestamente siederanno soggetti che ancora oggi non si capisce se faranno i segretari regionali, se non li faranno, cioè io vivo sulla mia pelle ogni giorno dei partiti dilaniati e dall'altra parte a destra quando c'è da governare si mettono d'accordo e si organizzano, quindi ripeto non voglio essere etichettato come quello che sta facendo un movimento perché poi alla fine della partita deve andare a fare una lista a sostegno. Se ci sarà un nome, lo dico subito, che unisce veramente, non sulla, come dire, attorno diciamo una poltrona, ma attorno a un programma reale che può unire la Sicilia e fare alternativa a questo governo della regione, io sono il primo a sostenerlo, ma in questo momento siamo veramente in alto mare. Senta, Lavardella, le faccio vedere una cosa, perché io nei giorni scorsi mi sono andato a rivedere il suo film, no? Quello diciamo, delle elezioni comunali a Palermo, dove lei a un certo punto, diciamo, lo racconta nel film, si trovò in una, come dire, in una partita che diventò più grande di lei senza accorgersene. Tutto partì diciamo, come dire, dalla sollecitazione di un consigliere comunale, no? Almeno così racconta il film. Ma non solo, ricordo che se avessi voluto seguire il percorso dell'attuale premier Giorgia Meloni, senza troppi, oggi farei il ministro. Perché guardi, le faccio vedere il trailer, perché il film è troppo lungo, un'ora e 20, però il trailer diciamo, racconta bene questa avventura. Ha gli occhi addosso, ha in mano i destini del nostro paese. Amato da mezza Italia, temuto dalle cancellerie europee, in pochi mesi ha triplicato i consensi, portando la Lega a diventare un partito di riferimento anche nel sud Italia. Un'ascesa impensabile fino a un anno fa, quando Matteo Salvini è venuto a Palermo per prendersi la Sicilia e i siciliani. Altro che Orlando, arriva Ismaele a ripulire lo zen. Sostenendo la mia candidatura a sindaco. Ma io per 6 mesi ho registrato tutta la campagna elettorale.
Ho documentato accordi indicibili, intrighi pericolosi. Ho svelato l'identità di vecchi e nuovi burattinai della politica. Tu stai parlando con uno che è abituato a essere registrato di nascosta. Vuoi che mi preoccupi per la registrazione che fai tu? Italian Politics, la radiografia del potere come non l'avete mai vista. E siamo nel 2018, insomma, quando uscì... 2017, candidato a film, sindaco di Palermo. Partiamo subito dalla fine. Qualcuno disse che io mi sono candidato per fare un film. Un tribunale di Palermo, Salvini mi portò ovviamente in tribunale e un giudice coraggiosissimo scrisse che la mia campagna elettorale era assolutamente autentica. Se fossi stato detto a fare il sindaco avrei fatto il sindaco. Siccome dentro quella partita mi sono trovato ad avere a che fare con soggetti che in qualche modo davanti alle televisioni dicevano una cosa e nelle stanze del potere ne dicevano un altro, per me era un documento assolutamente interessante raccontarlo alla gente. Dicevo prima della clip, io sono stato scelto a candidato sindaco a 23 anni da Giorgia Meloni. Se avessi proseguito quel percorso, quella strada, probabilmente oggi sarei, diciamo, un uomo di fiducia del governo in questo momento attuale, perché chi è stato con me, tipo Raul Russo, questi qua oggi sono senatori, eccetera, eccetera. In quel momento mi sono più trovato in una realtà che era completamente lontana da quello che io volevo da grande. Quindi poi quando qualcuno si sta avvicinando verso quella direzione e voi sarete bravi a capire chi è, non ho bisogno certamente che qualcuno si avvicini in quella direzione. Se avessi voluto rimanere con Fratelli d'Italia, rimanevo nel 2018 con Giorgia Meloni. Oggi i siciliani ci hanno eletto per stare esattamente all'opposizione di questo governo e io lì starò. Lo dico senza troppe parole, sono l'unico deputato degli 8 deputati all'Ars eletti di Cateno De Luca che è rimasto all'opposizione di questo governo. Tutti gli altri deputati che se ne sono andati con la maggioranza di questo governo. Io questo lo rivendico, la serietà e la coerenza della però direzione. diciamo lo spunto era, non è che poi finisce come quella storia là, che se ne va da una parte e dall'altra, poi insomma tradisce quelli che la stanno accompagnando adesso e che stanno credendo nel suo messaggio. Se tradire significa raccontare... Perché poi alla fine quell'esperienza valse poco più del 3% dei voti. Che è un numero importante per un perfetto sconosciuto. A 23 anni prendere 7.000 voti in città per me è stato un grande successo. Se tradire significa raccontare cosa succede dentro i palazzi del potere e denunciare e registrare di nascosto uno che si chiama Gino Abbate, detto Gino Umitra a Palermo, che mi portò in uno scantinato alla calza per comprare dei voti. Ci sono deputati regionali che ci vanno a cercare voti, in quel caso io non solo ci andai, ma lo registrai e lo feci arrestare. Se questo è tradire la fiducia degli elettori lo farei altre 50 volte. Oggi i siciliani guardano positivamente il nostro progetto perché stiamo dimostrando che al di là della denuncia, perché la Vardera sì ha denunciato, la Vardera ha portato anche a casa dei risultati che rivendico con orgoglio. Noi non siamo semplicemente scruscio e provolazzo come qualcuno osa dire. Io dico ai siciliani andate a guardare l'attività parlamentare del sottoscritto e vedrete che al di là anche delle denunce sacrosante, perché se sono dentro quel posto e denuncio che problema c'è, che guaio c'è. Senta, ma sono tutti, diciamo, tutta la classe politica è così in qualche modo, non mi viene neanche il termine, cioè, però diciamo, è tutta così marcia, così scarsa in questo caso la classe politica, cioè, perché poi insomma così è demonizzare poi tutto il sistema, non ci crede nei partiti, negli ideali, nei movimenti. Dei colleghi deputati che sono straordinari, compagni di avventura, Tiziano Spada, sono persone che stimo, che portano avanti dentro quel Parlamento anche delle battaglie sacrosante. Io infatti non mi rivolgo ai deputati dell'opposizione di questo governo, ma ai deputati della maggioranza. Guardi numeri, dati. Noi abbiamo la presenza dei deputati all'Ars che è falsata tecnicamente, c'è un falso ideologico. I deputati che vanno all'Ars sono presenti in maniera presunta, in quanto hanno un doppio incarico ed evidentemente in quando abbiamo l'attività in Parlamento non va nessuno, perché sono scudati da questa evidente, diciamo, doppio incarico. Se io guardo al Parlamento e vedo che su 70 deputati, quando ci sono le riunioni, ce ne vanno 20, c'è un problema di credibilità delle istituzioni. Se io sono un cittadino comune e metto il cartellino e vado a timbrare, mi pagano. In questo caso noi possiamo una classe politica che permette anche di non andare persino al Parlamento. Quindi io non dico che tutto fa schifo, c'è il meglio. In questo governo però, in questo momento però sta governando il peggio. Non è colpa mia, l'ha scelto i siciliani. Con Cateno De Luca è stato possibile guardarsi negli occhi e discutere di quello che era successo? Guardi, io non ho mai, a differenza di tanti che lasciano i partiti, non sono andato via da quel partito sbattendo la porta e dicendo peste e corna di chi mi ha dato questa opportunità, perché ho rivendicato la scelta di scegliere Cateno De Luca. I percorsi si sono divisi sul tema, mi pare di capire che ormai è evidente che c'è questa apertura verso il centrodestra. Eravamo iniziati quindi in una maniera, lo rivendico, di essere stato il primo presidente di Sud Chiama Nord
Nord è tra i fondatori, che se ne dica, inutile che adesso qualcuno... Però scusi, Lavardera, se ne interrompo. Catena De Luca è stato qui la settimana scorsa, adesso dice io ho comunque le mie idee, porto avanti le mie battaglie. Le battaglie si portano avanti, diciamo, siccome sono battaglie di natura concreta, voglio dire, di natura reale, sui cittadini, sui bisogni dei cittadini, io le porto avanti dove poi possono arrivare anche al termine. Stando all'opposizione, lui ha detto io non ci riesco. Ma io non giudico la scelta... Siccome faccio il sindaco, siccome faccio l'amministratore... Dottor Ciliberti, io non giudico la scelta di Catena De Luca di aprire a quel centrodestra, io giudico il metodo. Se si è decisi sin dall'inizio che quella era la famosa banda Bassotti, la chiamavamo così, e Schifani era un ologramma, è un po' improbabile che da Schifani ologramma diventa Schifani padre politico, è accaduto esattamente questo. Quindi io rispetto la scelta di Catena De Luca e vi dico di più, lo stimo, è una persona con il quale mi sono trovato bene perché abbiamo fatto un percorso di politico che rivendico con orgoglio, ma nel momento in cui c'è un percorso che si divide, io ho deciso di fare la strada più difficile. Attenzione, se io fossi rimasto in Sud Chiama Nord avrei avuto l'elezione spianata alle prossime elezioni perché evidentemente non avevo rivali su Palermo. La scelta di andare via e fondare un movimento, qualcuno la definisce un suicidio politico. Staremo a vedere da qui a breve se è un suicidio politico o una grande azzeccata, in quanto c'è un vuoto cosmico e il vuoto non si riempie con un vuoto. Controcorrente non vuole riempire un vuoto con un vuoto, vuole riempire con i nostri argomenti, i nostri programmi, e li abbiamo pubblicati su siciliacontrocorrente.it, potete capire cosa vogliamo. E quindi saluto chi vuole a me stuzzicare che con Catena, non c'è niente, io lo stimo, lo rispetto, ho fatto delle scelte diverse. Prima di andare in pubblicità, guarda che la faccio vedere, c'era anche Cuffaro qua che ha parlato di lei e di Paola, che non siete voluti andare alla scuola di formazione politica della DC. Sì. Poi vi siete messi insieme, avete fatto un video, insomma lui ha commentato questo video, questa è la risposta, lei è qui, può rispondere, ma Nuccio Di Paolo invece ha risposto attraverso i social. Vediamo il video. Lo avete votato e oggi ve lo trovate al governo della regione siciliana. Sto parlando di Totò Cuffaro. Guardate cosa dice in questo video. Qual è? Lavardera non è venuto, non so perché non è venuto Di Paolo. Perché c'era De Luca, no? Perché no, non so perché non è venuto Di Paolo, perché non sapevo neanche chi fosse, quindi per me ho scoperto dopo chi era Di Paolo. Che Totò Cuffaro non mi conosca per me equivale ad una medaglia al valore politico, anche perché il modo di far politica del Movimento 5 Stelle è diametralmente opposto a quello di Totò Cuffaro, perché se oggi in Sicilia ci troviamo con tutte queste emergenze, emergenza lavoro, emergenza siccità, emergenza sanità, emergenza infrastrutture, lo si deve alle politiche e ai governi di Totò Cuffaro, perché ha governato dal 2001 al 2008 come presidente, oggi governa con Schifani, e noi faremo di tutto giorno per giorno per sconfiggere il cuffarismo qui in Sicilia, per battere il cuffarismo qua in Sicilia, che rappresenta uno dei mali della Sicilia, e lo faremo con impegno, perché una Sicilia diversa e alternativa a questo modo di governare è possibile. Noi ci crediamo, crediamoci insieme. Questo era Nuccio Di Paolo, insomma, poi anche lei, insomma, sullo stesso tenore, diciamo, delle risposte. Ma molto semplice, ci ha invitato il capogruppo della Democrazia Cristiana Pace a una scuola di formazione politica e dandoci libertà di espressione e di opinione. Io non è che volevo andare a casa di Cuffaro nel dire che Cuffaro, come dire, è brutto e cattivo, volevo fare un'analisi politica perché la mia visione politica è completamente agli antipodi di Totò Cuffaro. Se mi si lascia liberi di partecipare a una scuola di formazione politica e di dire anche questo, io ho ringraziato anche dell'invito. Cosa c'è di male? Certamente non sarei andato lì a dire le parolacce a Cuffaro, a raccontare la storia. Se poi raccontare la storia per Cuffaro e dire le parolacce è un problema suo. Ecco perché evidentemente c'è stato poi questo caso. Noi abbiamo detto guardate che noi veniamo se ci fate parlare del cuffarismo, e noi invece sì, assolutamente. Poi a un certo punto ci hanno detto no, non siamo graditi, ma poi Cuffaro, ho letto anche questa clip che mentre era qua, ma Lavardera evidentemente ha un problema perché non è registrato. Allora, numero uno, sfatiamo questo mito. Io non è che cammino tutti i giorni alla mattina alla sera con il registratore. Qua stiamo registrando noi. No, ma dico, ma il tema non è che io cammino, il dottore Condorelli potrà insegnare perché questo è il mestiere. Nel momento in cui mi rendo conto che c'è un fatto grave di opinione pubblica, non è che io ho registrato Auteri perché la mattina si è svegliato, questo mi ha minacciato di morte, evidentemente mi sono reso conto che in quel caso io dovevo tutelarmi, ma io dico, sfido anche di più, ma se vivessimo H24 dentro il Parlamento regionale con delle telecamere, qual è il problema? Di che cosa avete da nascondere? La facciamo questa sfida? Facciamo vivere le commissioni, che cosa decidiamo dentro quel palazzo, facciamo vedere ai cittadini come si svolgono. Forse non abbiamo il coraggio perché nelle commissioni succedono le cose indicibili, tipo che i presidenti di commissione
commissione cominciano a prendere le parolacce alle colleghe deputate perché evidentemente non sono dello stesso partito. Allora, evitiamo, non voglio lezioni di morale da nessuno. Lavardera, fermo lì, dobbiamo andare in pubblicità, adesso se la discuterà anche con l'onorevole Nicola D'Agostino, che grande cultore, devo dire. Io dice a lui, e discuteremo anche sui temi diciamo di politica reale, di realpolitik, dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta, il punto oggi, insomma, abbiamo parlato, abbiamo presentato, così come facciamo con tutti, abbiamo presentato il movimento di Cuffaro, anzi scusate, il movimento di Lombardo, La Galla Amici, che abbiamo presentato anche il movimento di Ismaele Lavardera, controcorrente, un nuovo movimento politico, un nuovo soggetto politico. Ne ha dette tante alla politica attuale. Qua ci sono Nicola D'Agostino, che saluto, deputato regionale di Forza Italia, componente della Commissione Sanità, e Francesco Ciancitto, deputato alla Camera per Fratelli d'Italia, componente della Commissione Sanità Nazionale. Sono entrambi qui perché oggi affronteremo anche l'argomento del centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo, il centro di Taormina, diciamo sempre al centro delle polemiche, delle proroghe in questo caso, che poi racconta una vera e propria storia tutta politica, tutta siciliana, ma ne parleremo tra un po', perché prima io vorrei sentire anche Nicola D'Agostino, che ha ascoltato dietro le quinte, insomma, Ismaele Lavardera, che ha parlato della politica degli onorevoli, della politica dell'Assemblea regionale siciliana. D'Agostino, è d'accordo con Lavardera? Ma sul quale ha detto tante cose, qual è l'argomento sul quale potrei o non potrei essere d'accordo? Tutto quello che succede, partiamo da là, tutto quello che succede all'Arsi. Io ho provato a spiegarlo anche a Ismaele nei momenti, un quadro non edificante, nei momenti più di relax in assemblea. Il Parlamento regionale siciliano, visto che mi detto che sono un cultore, no? E quindi io leggo, studio, è un Parlamento nato nel dopoguerra, in un momento in cui la Sicilia addirittura aveva posizioni separatiste, no? E il Parlamento nazionale, quindi la nascente Repubblica Italiana, inserì lo statuto dentro la Costituzione, quindi dandoci una dignità costituzionale di non poco livello, che ci mise le condizioni di avere anche la specialità e così via. Ma questo statuto altro non è che il frutto di un grandissimo compromesso politico. Un compromesso politico che ha portato a realizzare quella che noi la definiamo una sorta di opera d'arte politica, anche se a volte con ironia, perché come dire, è il punto più alto, secondo me, a livello mondiale, il Parlamento siciliano e l'organizzazione del Parlamento siciliano, del consociativismo e del compromesso spinto da raggiungere ad ogni costo. Cioè è un modo per fare andare d'accordo a tutti i costi tutte le parti politiche. E questa cosa, ora senza ironia, nel bene e nel male, perché ci sono i lati positivi e i lati negativi di queste pratiche che indulgono al compromesso. Poi se noi parliamo con le persone penso che il compromesso sia una cosa negativa, il compromesso può anche essere invece una cosa molto positiva. Ecco, nel bene e nel male, in questi 80 anni di statuto e quindi di Repubblica Italiana, è una cosa che ha funzionato e permette, io credo nell'interesse anche della Regione, molte volte, non voglio dire sempre, di trovare con buon senso il punto d'incontro di anche opposte visioni. Andrebbe studiato e approfondito. Ovviamente i comportamenti dei deputati a volte non sono esattamente in linea. Diciamo che negli anni 40, negli anni 50, negli anni 60 c'era anche molta più professionalità, tra virgolette, anche qui nel bene e nel male. C'era uno scadimento, diciamo, della classe e così via. Fermi tutti, un attimo, per favore, perché insomma io... Onorevole D'Agostino, lei è originario di Acireale, per lei il carnevale è sacro perché una festa è una festa, diciamo, per voi è la festa durante l'anno, però io le faccio vedere un carnevale, questo sì, molto bello, importante, che è il carnevale dei bambini del reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Questo è il professore Agati che sta filmando col suo telefono. Professore Agati, come sta? C'è musica. Guarda, questo è meraviglioso, è tutto in diretta, questi sono i ragazzini dell'ospedale pediatrico. C'è Agati questo? No, non è Agati questo è un clown. Magari, che è spiritoso, ci sta facendo vedere le immagini del carnevale, è bello.
tutto fatto in diretta con un telefonino, guardate, questa è una cosa bellissima. Nel frattempo vedo anche Miriam Viperi che si è collegata. Ciao Miriam, ha sentito l'aria di festa, ha sentito l'aria di festa del carnevale, si è collegata pure lei. Ciao Miriam. Miriam, da Palermo, da Palermo. Eccola qua. Dottor Agati, buongiorno, come sta? Ci sente? Va bene, ora lo ricolleghiamo magari. Dottor Agati, ci sente? Eccoci qua. No, non ci sente, è senza, evidentemente è senza audio in questo momento. Vabbè, tra un po' parleremo anche con lui, che diciamo è il direttore di questo centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo, che è, come dicevo prima, una storia davvero che racconta esattamente quella che è la politica, la burocrazia e a volte come dire, il perdersi in alcune pratiche che certamente non vanno a favore del bene comune. Ne parleremo tra un poco. Lei voleva rispondere ad Agostino su questa storia del Camprometto? È un'analisi di una persona che giustamente ha molte più legislature di me alle spalle. Certamente io non contesto, diciamo, la metodologia, contesto poi il risultato. Il risultato onestamente a volte ha prodotto dei compromessi molto a ribasso per i siciliani, perché ovviamente io ho sempre criticato anche ad esempio uno dei compromessi che si fa all'interno del Parlamento è questa spartizione tout court di questa finanziaria, che onestamente, come dire, con le quote pro capite a deputato l'ho più volte, diciamo, ho più volte spiegato che onestamente forse si potrebbe un po' elevare il dibattito rispetto a questa roba qua, però per carità, come dire, sono punti di vista. Io quel tipo di compromesso onestamente in questi termini, diciamo, non lo condivido. Allora, adesso noi ci colleghiamo, vediamo se Agati ci sente in questo momento. Certo... Sì, buongiorno. Buongiorno, dottor Agati. Adesso tra un po' vengo anche da lei. Bellissime le immagini che ci ha fatto vedere della festa del Carnevale nel suo ospedale, nell'ospedale di Taormina. Dicevo, la Vardera. Insomma, questa... Certo che poi, anche riguardo ad Agostino, guardo anche Ciancitto, insomma, certo che poi la cronaca degli ultimi giorni evidentemente diciamo, dà un po' più ragione a lui, insomma, sulla ricerca, insomma, del consenso, dei voti, eccetera. Sono cose completamente non c'entrano niente. Perché non c'entrano? Non confondiamo. Perché non c'entrano? Lui parla della politica in generale. Però io volevo fare un'altra domanda alla Vardera. Diciamo, voi come lo finanziate questo movimento? C'entrano, nel senso, sì, io voglio dire, cioè, per me c'entrano in questa fase, per carità, piena fiducia nella magistratura, nelle operazioni, diciamo, del fatto che fino a prova contraria tu sei innocente, però le intercettazioni io le ho lette 1200 pagine, parlano di un deputato che fino a prova contraria aveva rapporti con soggetti. Io sto dicendo anche nelle notizie degli ultimi giorni, immagino che il dottore Ciliberti si riferisse anche alle inchieste antimafia che hanno le inchieste di mafia che hanno la loro legittimità, quindi non fare sempre, è un tema, per me è un tema che un deputato aveva a che fare con dei soggetti vicini ai boss, per me è un tema che si è fatto prestare 2000 euro per andare a Malta per farsi le vacanze. Se questo non è un tema, per me è un tema. Ma quelli sono temi di quel Parlamento. Ho capito, ma siccome stiamo parlando, siccome sto spiegando della classe politica, però D'Agostino a onor del vero ha detto non tutti i deputati, diciamo, hanno quasi tutti i deputati non c'entrano niente con questa cosa. No, dico nella classe politica in generale che è un po' scaduta. Non è che dobbiamo, siamo tutti così, non siamo tutti nessuno ha detto che siamo tutti così. Io ho parlato del caso specifico. Allora, no, invece le volevo chiedere come ve lo finanziate voi il movimento? Ha sentito la storia di Cannata? Noi in maniera assolutamente trasparente e democratica abbiamo fatto una raccolta fondi su Politically, che è una piattaforma straordinaria che permette la possibilità di poter avere tracciabilità, non in nero, in maniera trasparente, con bonifici formali, di quello che sono le persone che decidono di donare. Quindi donazione ovviamente garantita, e poi il tesseramento. Devo dire che senza colpo ferire, nel giro di 2 settimane siamo appena nati, un piccolo movimento, non abbiamo consiglieri, deputati, 18.000 euro di tesseramento, e sono dei numeri per me propositivi che fanno capire. Come fanno tutti? Non è inventato io, non è che ho detto che l'ho inventato io. Perché sembrava questa storia di Cannata, la cosa. Sembrerebbe che lo fossero fanno tutti così. Strano che qualcuno l'aveva fatto in nero, perché qualcuno che l'abbia fatta facendosi pagare le sedie elettorali, per quanto mi riguarda, eccezioni, però queste eccezioni ci sono sempre dentro sto palazzo, sempre le eccezioni. Va bene, ma allora aspetta, cambiamo, andiamo per le cose.
noi ci lasciamo qua a fare. Allora Miriam, io guardo Miriam perché poi in queste cose si appassiona anche Miriam, la nostra Miriam Di Peri del quotidiano La Repubblica. Ciao Miriam. Sì, infatti la prima domanda è per la Vardera: quanto costa la tessera? Ma guardi, abbiamo realizzato la possibilità di il tesseramento base, che è quello di 20 euro, che chi si vuole tesserare e vuole darci una mano, e invece i cosiddetti soci pionieri, che sono quelli invece che vogliono darci una mano in maniera operativa, che costa 200 euro, e devo dire che sta avendo anche buon riscontro di tesseramento. Allora, andiamo, io il dottor Agati non lo voglio bloccare più di tanto perché comunque è al lavoro. Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di questo centro di eccellenza che per lavoro di tanti, anche un po' per fortuna, anche un po' per casualità delle cose, ci ritroviamo a Taormina, ci troviamo questo centro d'eccellenza, a Taormina, che il 31 luglio deve cambiare sede. L'ultimo appello è già stato suonato. L'ultima campana è suonata, il 31 luglio si dovrebbe chiudere questo centro, questa cardiochirurgia pediatrica a Taormina, e tutti i genitori dei piccoli pazienti, i medici, gli infermieri, il personale dell'ospedale vorrebbero sapere che cosa ne sarà di questo centro. Abbiamo preparato una scheda perché il discorso parte da molto lontano e poi con D'Agostino, con Cencitto, con la Vardera, con il dottor Agati cercheremo di capire che cosa sta succedendo e soprattutto se ci sono delle novità che riguardano questo centro, ve le racconteremo. La scheda è di Simona Mazzone con Angelo Pandolfo. Una storia infinita che si trascina ormai da anni, quella del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, un reparto di eccellenza la cui permanenza è in bilico, tra decreti, rinvii e appelli da troppo tempo. L'ultimo passo è atteso per il prossimo luglio, al termine dell'ennesima proroga. Una storia iniziata con l'allora assessore siciliano alla salute Massimo Russo, e il 2010 il reparto dell'Arnas civico di Palermo viene trasferito al presidio San Vincenzo di Taormina, col coordinamento affidato in convenzione ai medici dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Intanto molti, tra associazioni e rappresentanti del mondo della sanità, chiedono il ritorno a Palermo, mentre il centro a Taormina cresce, salva vite, restituisce il sorriso ai piccoli pazienti, diventa eccellenza. Passano gli anni e nel luglio 2016 il governo Crocetta, con l'assessore Baldo Gucciardi, decide per il passaggio da Taormina all'ospedale dei bambini di Palermo. L'anno successivo si conclude la prima convenzione settennale, ma il trasloco non parte, anche dopo la naturale scadenza della proroga fissata a luglio del 2022. Adesso a quella proroga consentita dal governo nazionale si metterà la parola fine il 31 luglio 2025 e su quello che accadrà dopo ancora emergono molti dubbi e tante speranze. Nel corso del tempo sono stati tantissimi gli appelli di chi si oppone alla chiusura del centro. Tra sorrisi e lacrime sono intervenute non solo le famiglie dei piccoli pazienti, ma anche tanti politici, associazioni, artisti e personaggi del mondo dello spettacolo, come Fiorello. Cioè, meglio fare che chiudere, no? Chiudere un reparto del genere, cioè, c'è a Palermo, insomma, la distanza tra Catania e Palermo la conosciamo tutti, da Taormina a Palermo, quindi non è così semplice poi spostarsi. La convenzione adesso ha un costo annuale per la regione di circa 1.200.000 euro e per sopravvivere alla riapertura del reparto di Palermo dovrebbe rientrare nell'ambito di un accordo di collaborazione con la regione Calabria. Questo perché i parametri contenuti nel decreto Balduzzi per la definizione delle reti ospedaliere regionali prevedono un solo reparto di cardiochirurgia pediatrica almeno ogni 5 milioni di abitanti, popolazione di poco superiore a quella dell'isola. Cosa accadrà? Io dico una cosa, bisogna anche considerare le condizioni anche geografiche. Abbiamo la necessità di comprendere che ci sono anche delle condizioni che possono comportare una revisione, almeno per questa nostra regione, di questo principio di una sola struttura presente per un bacino di 4 milioni, 6 milioni di abitanti.
E questa alla fine era l'assessore alla sanità Daniela Faraoni, che ha parlato proprio la settimana scorsa qui di questo centro, ha preso un impegno, diciamo in maniera volenterosa, no? Dice noi sosterremo, ci occuperemo di questo centro, salvo diciamo, sembrare un po', come dire, indietro nei tempi. Perché? Onorevole Ciancitto. Avrei una domanda per Ciancitto. Allora, la domanda di Antonio. Avrei una domanda, perché è in attesa, in trepida attesa, la cosiddetta modifica al decreto Balduzzi, perché la Sicilia ha la stessa popolazione del Veneto, dove in Veneto ci sono però 2 centri, è possibile che ci siano 2 centri. Che fine ha fatto la modifica al decreto Balduzzi per consentire anche in Sicilia? Ma credo che anche qui, Antonio, scusi ti interrompo, credo che siamo ancora cioè, un passo indietro anche con questo. Allora, dottore Londoelli, solo per aggiornarla, secondo lei ha fatto una domanda giusta, pertinente, ma se avesse letto l'ultimo decreto del Ministero della Salute e del Ministero della Finanza, parla chiaro e supera questa difficoltà. Chiede solamente di allocare il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina nel Mediterraneo o presso l'azienda Policlinico di Catania Gaspare Rodorico o presso l'ospedale Papardo di Messina. Al fine, leggo io, al fine di garantire la continuità assistenziale delle attività svolte attualmente presso il centro di Taormina e assicurare una soluzione per la definitiva transizione verso un modello organizzativo stabile, efficace e sicuro dei pazienti pediatrici in ambito cardiochirurgico, e si ritiene appunto opportuno spostarla in questi 2, sono stati individuati questi 2. Tutto il team che ha costruito questo reparto, c'è scritto anche questo, quindi siccome è un'eccellenza, questo team va mantenuto, il team stesso, quindi il primario con tutto il personale e tutto, va spostato verso uno di questi centri, quindi già il Ministero ha indicato un percorso e una strada da attuare. Il punto, penso che la Regione voleva inserire il tutto nel piano della rete ospedaliera, considerando che il piano della rete ospedaliera sta ritardando per alcune vicissitudini e necessità di confronto. Io penso che a questo punto verrà data una corsia preferenziale al centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Il dottore Sirna, direttore generale dell'azienda Policlinico Rodorico, aveva già messo a disposizione i locali già completi, adatti, adeguati, quindi volendo in 2 mesi si può tranquillamente allocare il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina presso l'azienda ospedaliera Policlinico. Quindi già nel decreto è tracciato questo. Abbiamo fatto un passo in più, abbiamo inserito questo centro all'interno del piano Mattei. Cosa significa all'interno del piano Mattei? Il piano Mattei significa che diventa centro di riferimento per la cura di tutti i bambini che vengono dall'Africa e anche per la formazione di personale sanitario e parasanitario. Quindi abbiamo fatto un ulteriore passo per mantenerlo. Quindi il decreto del Ministro parla chiaro. Il governo regionale, a questo punto, visto che la rete ospedaliera sta rallentando, deve immediatamente attivarsi per far sì che una di queste 2 proposte che sono scritte in questo decreto venga attuata. Quindi vedo che il percorso già è segnato, bisogna solo attuarlo. Onorevole D'Agostino. Guarda, che ha detto tutto l'onorevole Ciancitto, è che è così. La volontà del governo regionale mi pare che sia stata palesemente quella in questi 2 anni di continuare a mantenere in vita il reparto di Taormina, nonostante la legge Balduzzi dicesse che ce ne deve essere soltanto una. È stata fatta la gara l'ha vinta mi pare il San Donato a Palermo, e quindi in teoria avremmo dovuto prendere questa decisione drastica e certamente poco popolare e credo anche dal punto di vista sanitario sbagliata, di chiudere Taormina. Perché sbagliata? Perché Taormina funziona in questo momento, essendo stata una scelta oculata del governo lombardo e dell'assessore Russo di istituirla ed istituirla proprio a Taormina. Mi pare anche in questo momento una piena occupazione dei posti letto. Quindi il dottor Relati lo possiamo chiedere a lui. Oltre 5.000 prestazioni l'anno. Questo significa che il reparto funziona, perché il reparto funziona quando non ci sono posti letto liberi, che ovviamente se ne pensi. A Palermo stanno un po' arrancando nella fase di partenza. Una fase iniziale. Ora, che ci siano state le deroghe è evidente, non ci sono norme che non possono essere derogate, soprattutto quando poi è in ballo la salute, in questo caso addirittura la salute di bambini con malattie gravissime, quando c'è un modello sanitario che tutto sommato ha risposto bene e con soddisfazione in questi anni, e quando il costo, obiettivamente, 1,5 milioni di euro
per questo tipo di patologia. Quanto costa Palermo? Probabilmente costerà altrettanto, poco più, poco meno. Ma ha importanza questo. Ma è anche in un'altra fase, la fase iniziale tu fai un investimento maggiore, qua non è una competizione tra Catania e Palermo. Qui il problema non è scegliere tra Catania, tra Taormina e Palermo. Il problema è di mantenerli entrambi, perché altrimenti dovremmo scegliere Palermo. Quindi la soluzione mi pare che c'è, ora al di là del fatto, come ha detto Antonio Condorelli, del Veneto che ne ha due, perché anche lì, se tu non hai la piena occupazione dei reparti, non li puoi tenere due. Questi sono reparti delicati. Quindi diciamo che nella logica in cui sia le esigenze della popolazione siciliana, ma poi noi parliamo, il dottor Agati lo saprà, anche delle esigenze della popolazione calabrese, e nel tentativo anche di creare, e ci sono strutture d'eccellenza, perché sono collegate, non sono strutture della sanità siciliana, sono collegate col San Donato a Palermo e col Gemelli a Taormina, Bambin Gesù a Taormina. Quindi se queste due strutture creano anche le condizioni di una risposta sanitaria di eccellenza, noi possiamo addirittura avere immigrazione, non soltanto emigrazione, che immagino avvenga invece nel Veneto. Anche per questo motivo. Ora io questa storia me la sono guardata ovviamente anche da spettatore, diciamo. Io, se non ci fosse stato tutto questo movimento, questo centro probabilmente sarebbe stato già chiuso per favorire la nascita di un altro centro a Palermo, che doveva rimettere in moto tutta la struttura, perdeva questo accordo, diciamo, questa convenzione col Bambin Gesù, quindi questa eccellenza. Non è un caso che uno come Fiorello ci mette la faccia, insomma, per salvare questo centro. O sbaglio, dottor Agati? Beh, ho sentito tutto quello che c'era da dire e ringrazio l'ho detto sempre, in maniera trasversale, tutta la politica, tutto il governo regionale e naturalmente anche il Ministero della Salute. E non è a caso, dico, personaggi dello spettacolo, della cultura abbiano preso a cuore questo reparto. Io quello che volevo dire, Luca, è fondamentale che dietro tutte queste belle parole c'è l'ansia, la paura e il terrore dei genitori. Quindi io auspico in maniera importante, forte, venite qui, io lo dico sempre, venite a vederci, a provare, che si possa veramente consolidare una decisione definitiva che possa dare in qualsiasi caso, in qualsiasi scelta, anche impopolare, un percorso trasparente a chi ha dei bambini malati di cuore e li devi fare curare. Allora, dottore Agati, io le faccio un paio di domande, le chiedo di parlare da tecnico, ovviamente. Immagino che spostare comunque, diciamo, un reparto, le soluzioni ce l'ha prospettate il decreto, ce l'ha prospettate l'onorevole Ciancitto. Adesso si tratta di andare e di scegliersi una sede. Cioè, onorevole Ciancitto, chi la sceglie la sede? La sceglie la regione. Quindi, insomma, il presidente della regione, l'assessorato alla sanità dovrà scegliere una sede. Una è il Papardo di Messina, uno è il Policlinico di Catania. Sono due strutture totalmente diverse, no, dottor Agati? Sì, lei vuole fare dire a me quello che purtroppo tocca a qualcun altro. No, io non voglio farle dire niente di che, cioè, dico... No, nel senso dico, entrambe le strutture sono due strutture importanti. Dal punto di vista della risposta sanitaria consentono di coprire due aree altrettanto importanti. È ovvio che bisogna considerare tutte le specialità pediatriche presenti all'interno dell'uno e dell'altro struttura se vogliamo dare solidità a un trasferimento che sarà una cosa molto impegnativa. E poi voglio aggiungere anche un'altra cosa, scusa. C'è il discorso del piano Mattei. Il piano Mattei, che non è una cosa secondaria, perché un bambino che viene da un paese dell'Africa, arriva a Catania con un aereo, non deve andare a Messina, arriva facilmente al Policlinico. Anche lo stesso percorso di formazione del personale sanitario, che il dottor Agati fa tantissime missioni in Africa, ma tanti dall'Africa vengono qui. Domani credo... esatto. Domani arrivano 2 medici dal Camerun. Quindi anche questo è una questione che va affrontata, i costi di un trasferimento, sono dei costi che vanno affrontati. Quindi io non perché appartenendo a questo vince accademia, ma ritengo che la soluzione migliore sia quella... Le avete già viste queste strutture, dottore Agati?
Sì, abbiamo visto sia il Papardo che anche il Policlinico di Catania. Il Policlinico di Catania, diciamo, avrebbe, io parlo sempre in linea teorica, non si offende nessuno, però diciamo le carte probabilmente più in regola, perché già esiste una cardiochirurgia diciamo attiva, operativa, quindi si tratterebbe in questo caso di ampliare, no? Guardo anche Cencitto che è un medico tra l'altro, si tratterebbe di ampliare e di completare questo reparto di cardiochirurgia con la pediatria. Diciamo, sarebbe probabilmente diciamo, in linea del tutto teorica la scelta più giusta, la scelta più oggettiva. Perché ancora si perde tempo allora? No, questo c'è D'Agostino, l'assessore regionale, penso neanche D'Agostino possa dare, penso l'assessore. Insomma, è una vicenda complicata, è una vicenda che il problema è che dobbiamo arrivare a un atto che sia un atto completo e definitivo. Finora stiamo andando in vigenza di proroga e non ci saranno, non ci sarà che l'1 agosto chiuderà la cardiochirurgia per poi riaprire magari l'1 ottobre, l'1 novembre. Quindi su questo io credo che dobbiamo stare molto sereni. Questa è la notizia. Ma dobbiamo stare sereni, perché se ci fosse stato una volontà o una mancanza di volontà l'avremmo avuta subito, quando la stessa legge avrebbe, diciamo, più o meno sconsideratamente consentito la chiusura del reparto. Quindi questo non è avvenuto e non avverrà. Piuttosto renderlo compatibile con normative nazionali che però ti impongono, ecco, il sacrificio del trasferimento, significa che adesso il nuovo assessore dovrà andare a discutere col ministro, troveranno i modi per far sì che la deroga, che è un fatto provvisorio, diventi un decreto definitivo, e poi nel decreto definitivo ci sarà la definitiva ubicazione che terrà conto appunto dei parametri che tu stesso hai citato. Ha visto la Vardera? Così questo è il dialogo in politica, è questo. E ci sarebbe andato con la telecamera a registrare. No, sto scherzando. Il tema è molto semplice, però l'onorevole D'Agostino diceva bisogna stare sereni. Io onestamente quando si parla di sanità in Sicilia di sereno starei poco. Per il semplice fatto, mi lasci parlare dell'onorevole D'Agostino, che non il Partito Democratico controcorrente, il Movimento 5 Stelle, ma qualcosa come ha a che fare con la Corte dei Conti, che è un ente assolutamente terzo, non ha motivi politici, fa un'analisi oggettiva, scientifica di un fallimento della sanità siciliana tout court, dice chiaramente numeri, perché i dati sono fondamentali, che su 720 posti di terapia intensiva e 350 di semi-intensiva, la Sicilia ha fatto soltanto 151 posti di terapia intensiva e 116 di semi-intensiva, cioè abbiamo avuto i soldi per fare le cose ma non li abbiamo saputi utilizzare. Evidentemente c'è un problema serio della sanità nell'entroterra siciliano, nei pronti soccorsi. Cardiochirurgia pediatrica di Taormina hanno detto praticamente tutto e siamo tutti d'accordo che non possiamo permetterci di poter farla chiudere. Però su questi numeri credo che la Corte dei Conti sia stata smentita, brevemente, la Corte dei Conti è stata smentita anche dal Ministero della Salute, sostenendo che non sono questi i numeri ma sono totalmente diversi, e il Presidente Schifani ha presentato una relazione che credo che siamo al 70, quasi 80% di attuazione del programma. Io dubito che la Corte dei Conti si inventi dei numeri e decida in qualche modo di prendere di petto. Non è questione, restiamo l'analisi dei dati, da che punto vengono visti i dati. Scusate, restiamo sul tema così, no, perché il dottor Gatti lavora e sta prestando il suo tempo. E vorrei che fosse tranquillizzato anche sul corso medio della Sicilia, è andato in un pronto soccorso medio, vada a capire se si va a cuore, ma io faccio il segno della croce e veda se spiegare qual è la situazione di tutti i pronto soccorsi, non della Sicilia ma d'Italia, perché è un problema molto più complesso. Se lei fa un'analisi adeguata dei dati di chi vuole andare al pronto soccorso, perché i medici non vogliono andare al pronto soccorso, perché non vogliono andare in determinati pronto soccorsi, c'è uno studio che deve essere fatto, non è una cosa così semplice. Purtroppo le cose vanno analizzate, studiate attentamente. Senta, dottore Gatti, ma insomma sembra litigare. No, però io questa cosa la voglio chiudere bene, perché il dottore è soddisfatto, contento, soddisfatto, è stato bravo. Ha non detto quello che non voleva dire, ho ottenuto il risultato. Però io ti prego di una cosa, Luca, se dobbiamo discutere di sanità e di criticità della sanità che in Sicilia ci sono e come. Guarda qua, questo è il giornale di Miriam. Bocciate le pagine del Ministero, ritardi per i malati di tumore, shopping finanziario della sanità alpina, infiniti referti e uno muore di tumore perché gli hanno dato un elenco infinito, 100 volte più lungo di quello, invece delle eccellenze della sanità siciliana, compresa la cardiochirurgia di Taormina. Ti faccio un elenco. Ma non è stata mai chiusa. Se trattate così quello che dovrebbe essere
essere diciamo, un pupillo. Allarmismi che non ci sono. Signore, si è fatta una gara. La legge dice che si fanno le gare perché il rapporto con la cardiochirurgia di Taormina non era un rapporto definitivo, era un rapporto temporaneo. E siccome comanda la legge, non comanda né l'onorevole D'Agostino neppure l'onorevole Lavardera, è una legge, scade e si fa una gara, e si è fatta la gara. E l'ha vinta una struttura ubicata su Palermo, giusto o sbagliato che sia, così è stato. Ci siamo resi conto che non funzionava. Bambino Gesù è questa gara. Siccome siccome questa cosa lo sa. Non penso. No, onestamente non lo sa, non ce lo dice. Quindi. No, ma guardi, Luca, meglio non saperlo, perché poi entriamo dentro una dinamica di impopolarità che poi magari disturba. Allora, la verità è che questa è la legge. Lo dice la legge Balduzzi, una ce ne deve essere e si deve fare la gara, visto che non è nostra, abbiamo deciso di farlo in regime convenzionale. Noi stiamo dicendo di più, ne vogliamo 2. È un capriccio che stiamo facendo? Credo che non sia un capriccio. L'abbiamo motivato. Credo che sia, basta, ne parliamo allora, perché voglio dire, mi pare che la politica abbia fatto ben più di quello che doveva fare sulla vicenda. Allora, dobbiamo fermarci, pubblicità. Dottor Agati, lei stia con noi, adesso ci racconta un po' di storie per fare capire anche al pubblico di che cosa stiamo parlando, dopo la pubblicità. Allora, rientriamo in diretta, la discussione diciamo, è accesa anche diciamo, nei fuori onda. Dottore Agati, allora, esperienza di tanti anni insomma, in questo centro di cardiochirurgia pediatrica in convenzione con il Bambino Gesù, che è un'eccellenza. Nel documento del Ministero voi risultate rispettivamente al 10° posto, no? come efficienza in Italia su scala per voluminazione di ricoveri, per interventi, insomma siete un centro oggettivamente che funziona. Intanto io le chiedo, dal punto di vista proprio strutturale, è difficile, no? Mettendo che si faccia a Catania questo centro, diciamo, voi riuscite a trasferirvi così in blocco a Catania o a Messina, diciamo, come ultima istanza, lo dico io, mi prendo la responsabilità di quello che dico. Intanto Luca, devo dire che in centro di cardiochirurgia pediatrica come il nostro noi abbiamo intorno a 100 persone che lavorano sia come infermieri, medici, personale tecnico, personale specializzato, tecnici di perfusione cardiocircolatoria. Quindi se la domanda è spostarlo domani mattina, sicuramente è un impegno veramente importante. E quindi mi sembra che anche chi è in studio ha sottolineato questo aspetto. Però, come dice giustamente il decreto ministeriale, se questo vale a dare stabilità, a dare senso a quello che si è fatto, allora che ben venga. Quello che è importante è capire che essere 12esimi, essere 10º, è molto importante, nel senso perché è un'attività molto particolare, molto difficile, quindi riuscire a stare insieme ai grandi centri italiani per noi è veramente un senso di grande privilegio in questo. Complimenti per tutto quello che fate. L'ha rassicurata D'Agostino, non si preoccupi, il 31 luglio non chiuderà, non chiuderà il reparto, quindi ci sarà probabilmente il tempo per risistemare le cose, e l'ha rassicurata anche Ciancitto, diciamo che io perché ho letto il decreto ma lei c'era, insomma, si è messo la faccia pure con Fiorella al Teatro Antico, quindi insomma se l'è presa a cuore questa storia Ciancitto, quindi insomma l'ha rassicurato. Certo, Catania sarebbe, insomma, quali sono i passi da fare per portare questa cardiochirurgia a Catania? Perché poi è importante, insomma, l'assessore regionale deve individuare in quale azienda allocare il reparto, dopodiché confrontarsi. Secondo quali, diciamo, parametri? E credo che debba essere un'idea di terzo livello, dove sia presente la cardiochirurgia generale, la chirurgia pediatrica, una unità operativa di rianimazione neonatale e quindi tutta una serie di reparti che sono... Entrambi gli ospedali hanno queste caratteristiche? Allora, non faccio o parla o non parla? Il Poliglino di Catania ha sicuramente tutti i reparti. In questo momento credo che il Papardo abbia qualche problema, lo dico io così, abbia qualche problema con la cardiochirurgia, credo che qualche reparto non ci sia, mi sembra. Ma non è, ripeto, non è questo. Quindi l'assessore individua
individua, come diceva poc'anzi, poi va al Ministero, si confronta. No, voglio dire, non facciamo un fatto di campanile. Esatto, non è un problema, stiamo parlando qua oggettivamente. Non voleva arrivare là. Lei si è chiesto quale dei parti c'è, io non ho risposto, quindi in maniera oggettiva. Della Sicilia orientale, guarda, che si faccia al Paparto, che rimanga a Taormina o che si faccia a Catania, non è un dettaglio. Il punto, il Ministero... Il Ministero ha detto che Taormina non può rimanere. Sarà il Ministero a dirci. Che poi secondo il Ministero questo non sarebbe poi, come dire, un secondo centro, no? Cioè sarebbe come un polo, un hub che sarebbe integrato, cioè il centro unico resterebbe quello di Palermo, sarebbe la cardiochirurgia del policlinico completa e che non diventerebbe così un secondo polo, è un modo, diciamo, per superare l'ostacolo. Questo è, insomma, e continuare a dare questo servizio a tutti i bambini. Dottor Gatti, io non la vedo contento però, cioè, mi sembra che abbiamo dato oggi, insomma, il decreto non ci credo. Qualche elemento in più anche alle famiglie, no? Ai genitori, no? Rispetto anche a quello che aveva detto l'assessore la settimana scorsa. Guardi, sarebbe bello veramente, come ho sentito in studio, vedere il decreto. Quello sicuramente darebbe... Carta canta. Il decreto ce l'abbiamo qua, no? Il decreto. Lavoreremo anche a quello, Insomma, il nostro ruolo è importante. La Vardera, che prima di fare il deputato, l'onorevole, il capopartito, faceva il giornalista, insomma, sa che quanto è importante anche il ruolo della stampa nel sollevare queste... sono fiducioso, perché l'assessore Faraoni ha detto, lo dico io, ne sono sempre... Sì, fiducioso, mi pare che è uno dei principali atti che vuole fare, quindi diciamo siamo fiduciosi rispetto al fatto che c'è la possibilità, insomma, dicevano un po' tutti. Qualcosa si muove. Lo dice anche D'Agostino, ma l'ha detto anche il presidente Schifani. No, perché l'assessore Ombra. L'ha detto anche il presidente Schifani. Quindi voglio dire. Presidente Schifani. Allora adesso gli rispondete però a Mauro Lavardera, a Miriam Di Peri che scrive un sacco di pezzi sulla sanità, su tutto quello che è successo, a Antonio Condorelli, su questa storia della sanità. Miriam, vai tu. Sì, ho una domanda per l'onorevole di Fratelli d'Italia, Sancitto. Poco fa gli è sfuggito di dire che la rete ospedaliera era quasi pronta, però adesso è cambiato assessore. Che tempi ci sono? Abbiamo notizie della rete ospedaliera e quando, insomma, sarà varata la nuova rete ospedaliera in Sicilia? Ho detto che poco fa le è scappato un passaggio. Sì, ho detto che cambiando assessore, giustamente chi si insedia deve un attimino fare il punto della situazione, quindi deve rivedere il tutto. C'è un percorso che non è semplice perché c'è il confronto con la conferenza dei sindaci, il confronto con la commissione regionale alla sanità e quindi poi il passaggio col ministero, quindi non è una cosa che avverrà nel giro di 2 o 3 mesi, è un percorso lungo e complesso che deve essere fatto. Io sono convinto che l'assessore Faraoni già abbia stia continuando a lavorare alla rete ospedaliera con la collaborazione del dottore Iacolino, che ha fatto tanto di questo lavoro. Chiaramente il percorso è lungo. Bisognerebbe fare un'altra domanda, ma la faccio da solo e mi do la risposta. Perché è cambiato l'assessore alla sanità? Perché è stato un fallimento completo, totale. Cioè, non giriamo intorno alle parole. Abbiate il coraggio di dire che questo governo regionale in tema di sanità è un fallimento a 360 gradi. Avete messo la dottoressa che doveva cambiare il mondo, la Volo, che poi del nome che ha fatto un volo fondamentalmente, perché fondamentalmente non è stata in grado di fare nulla, e continuate a dire che la sanità è tutta a posto, funziona, non funziona nulla. Cioè, ma noi ascolti, 8 mesi a nessuno ha detto che la sanità funziona ed è tutto a posto, di un esame di un tumore, e quindi non è che cambiando l'assessore cambia. La verità è che bisogna avere il coraggio di delottizzare la sanità alla politica. La questione è semplice: fin quando la politica continuerà a scegliere i propri manager, direttori sanitari in base alla tessera di partito, saremo sempre qui a parlare fino a dopodomani. Tocchiamo il fronte come sta, diciamo le cose come stanno, e per quanto mi riguarda l'emblema e la dimostrazione plastica che la dottoressa Volo, che doveva cambiare il mondo, ha cambiato ovviamente assessore, e vediamo adesso cosa farà la Faraoni. Scusami, dottore Ciliberti. Prego, D'Agostino. Non lo prende in considerazione, c'è proprio fantastico questo rapporto, non sono d'accordo, è impari, lui si scalda, non sono d'accordo soprattutto con l'impostazione, perché io non sono per prendere i piatti e romperli così gratuitamente. La sanità siciliana ha fatto grandi passi avanti negli ultimi 10-15 anni, ma grandi, enormi passi avanti. Devo dire, lo dico qua con Francesco, chiaramente la sanità catanese
era molto più avanti della sanità della Sicilia occidentale, e devo dire che un presidente della regione di Palermo sta cercando di far sì che la Sicilia occidentale dal punto di vista infrastrutturale cerchi di recuperare un gap che si era creato negli ultimi 20 anni rispetto alla sanità catanese, che io ripeto, la sanità catanese, quella anche in parte di Messina, di Siracusa, è una sanità a livello nazionale, non ha niente di meno che le... Poi chiaramente ci sono punti di grandissima eccellenza e anche qualche nota dolente. Dalla parte Sicilia occidentale, dal punto di vista infrastrutturale, ci sono tante cose da fare, tanto che in questo momento tra l'articolo 20, che è il finanziamento nazionale, PNRR e tant'altro, si sta cercando di investire in infrastrutturazione. Dopodiché l'assessore Volo ha dato il suo contributo nei primi 2 anni di governo, il Presidente della Regione ha ritenuto che servisse cambiare marcia rispetto a un programma che sul piano degli investimenti continua è lo stesso, è quello che c'è, ed è un programma tra l'altro mai stato così ricco per la Sicilia, perché mai ci sono stati tanti soldi da investire in sanità come in questi anni. E Daniela Faraoni, che porta ovviamente tra l'altro una esperienza notevole da dirigente di aziende sanitarie regionali, ha il compito adesso di finalizzare questi interventi, questi obiettivi, di recuperare i ritardi degli investimenti del PNRR, perché parte delle cose che dice la Corte dei Conti sono vere, non tutte, ma parte sono vere, e fare in modo che il sistema sanitario sia un po' più organizzato, perché quello che manca nel nostro sistema è fondamentalmente il problema delle prenotazioni. È un sistema completamente sballato, da sempre peraltro, e nessuno è mai riuscito a mettere che quello lì. Scusami se ti interrompo. Ma è il vero problema, Francesco, perché quando un cittadino non ha certezza del percorso democratico, di trasparenza, di accesso alla prestazione sanitaria, quindi che sia un esame diagnostico, che sia una visita per un probabile problema sanitario che ha, piuttosto che la prosecuzione di una cura post-intervento e così via. Ecco, quando non c'è questa certezza nasce la sfiducia, e la sfiducia crea che cosa? La cosa più grave: non mi curo, che costa ancora di più al sistema. Quello che è successo a Trapani è veramente... Luca, io una cosa la voglio dire. Vai. Non sono d'accordo, perché il problema delle prenotazioni e delle liste d'attesa è la punta dell'iceberg, ma non è il problema. Allora, a Trapani abbiamo scoperto che nell'ultimo biennio sono stati assunti 312 medici con concorso, eccetera, eccetera. Ebbene, 73 si sono già dimessi. Cioè, la sanità è il sistema sanità. Non è così. Ma no, aspetta, però questo ricorda a tutti che se volete parlare con un medico del sistema sanitario, ma non è così. Un attimo, Agati, io adesso però chiudiamo la parentesi di Taormina, adesso faccio il medico e intervenga anche lei sul questione sanità, perché insomma lei c'è dentro testa, mani, collo, piedi, tutto, è un medico. Allora, dobbiamo avere il coraggio di dire che in questa vicenda della sanità la politica ha il ruolo di regista. Parlavamo prima dell'appalto di Palermo. Quell'appalto di Palermo per il centro di cardiochirurgia pediatrica è stato concepito nel 2019, poi è stato assegnato all'unico partecipante alla gara in base al bando, che è il gruppo San Donato, presieduto da Angelino Alfano, che non si è presentato quando c'era il contratto, la firma del contratto, ma è arrivato il vicepresidente. Lo sapete che questo reparto costa quasi il triplo di quello di Taormina? C'è un reparto che costa oltre 3,5 milioni di euro l'anno, più 300.000 euro forfettari, più l'IVA, e ha siglato un contratto da 9.000. Ma sono in due fasi, è come quando tu apri un'azienda, una cosa è il momento di aprire un'azienda, fa un investimento maggiore perché devi formare il personale, perché devi... quello è un reparto che esiste già da 15 anni, quindi è un momento diverso. Noi stiamo parlando di 10 milioni di euro. Non sono due cose totalmente diverse. Dovremmo andare, Antonio, a vedere il capitolato qual è, se ci sono infrastrutture comprate, se ci sono strutture, la sede è il quanti sono i medici. La sede è pubblica, la sede è pubblica. No, ma lui dice, però dietro c'è Alfano, che è un politico. Ma si è partecipato solo a una struttura, ma che discorsi sono? Ma sono discorsi oziosi questi, ma veramente, un populismo inutile. Ma che vuol dire? C'è Alfano, e allora? È una cosa illegale che Alfano sia dentro San Donato? Non l'ho capito. Diamo alla politica, riconosciamo alla politica nei pregi e nei difetti il primato, il ruolo di regista in questa vicenda. Questo è giusto. Ma quello è inevitabile così. Io volevo dire una cosa a sostegno di quello che ha detto poc'anzi Nicola D'Agostino.
il centro unico di prenotazione è già stato inserito dal governo, ogni regione dovrà dotarsi di un centro unico di prenotazione regionale, che è il metodo più democratico e per evitare chi vuole saltare la fila. Ci stiamo lavorando. Questo è fondamentale. Però la verità nel decreto di luglio, nel decreto di luglio che ha fatto il governo Meloni, è sprecato in Forza Italia, quindi è controcorrente. Finalmente è una cosa giusta. Questo le faccio la cosa. Perché non funziona? Perché siamo anche noi un po' insipienti. Cioè i cittadini prenotano in 7 posti diversi. Poi non si presentano perché giustamente in 7 posti il primo no? Ci vai, gli altri 6 non ci vai, non comunicano che non ci vanno, perché il sistema non funziona, perché il sistema dovrebbe escludere 7 l'altro passaggio fondamentale. E quindi ci troviamo con buchi nelle liste elettronico, perché con l'attivazione del fascicolo sanitario elettronico tu agevoli tanti percorsi diagnostico terapeutici. Antonio, c'è un dato inconfutabile, scusate. Qui non è l'opposizione o il giornalista che dice un determinato fatto. Il Ministero della Salute certifica che la Sicilia è al terzultimo posto nella classifica nazionale. Questi risultati vedono che noi sul distretto abbiamo meno dei punteggi che ha il Veneto, e sullo stesso discorso vale sulla prevenzione, cioè è un quadro catastrofico che non fa l'opposizione o il giornalista, ma che fa il Ministero della Salute. Ecco qua la Sicilia è al 17° posto, prima soltanto di Valle d'Aosta e Calabria, che sono 18 e 19. Tutto il resto quello della Lombardia si è seccato perché è settimo, c'è rimasto male. Quello della Lombardia c'è rimasto male perché è settimo. Sono numeri. Ragazzi, ride perché si sta divertendo. Ragazzi, l'abbiamo messo in mezzo a un dibattito politico. Ragazzi, posso ridere, non si preoccupi. Va bene. Ora il problema è capire come la Sicilia esce fuori da questo 17° posto. Te lo dico io, e la politica deve fornire la ricetta. Te lo spiego io, quello è l'obiettivo del governo regionale. Il governo regionale innanzitutto ha usufruito dei fondi del PNRR per fare le case della salute, le case delle comunità, che sono il rafforzamento del territorio, compresi i costi. Siamo in itinere, però devo dire io, a parte ritardi, finanziati 3-4 anni fa, si stanno completando le strutture. Ora il dramma sarà come la dobbiamo riempire, visto che medici non ce ne sono. Per rispondere a Miriam, i medici che si dimettono dopo che vincono il concorso, immagino che tu parlassi di un concorso all'ASP di Trapani, si dimettono per andare a fare i medici in un'altra struttura. Perché da Trapani vanno al Policlinico di Palermo, nell'ospedale più grande di Palermo. Sempre quelli sono. Il problema è che mancano i medici, non ci sono medici, e qui adesso poi ci passiamo la palla a Ciancitto che ci dice cosa sta facendo questo governo per riparare i drammi di altri governi che hanno creato questo cul-de-sac per cui oggi non abbiamo dottori. Possiamo aprire tutti i reparti del mondo, non abbiamo dottori, ed è un dramma obiettivo dove non c'è il presidente della regione o l'assessore più bravo. Purtroppo questo è frutto di 25 anni di programmazione da 20 anni a questa parte, ma noi già appena che ci siamo insediati abbiamo aumentato il numero, da 16.000 abbiamo passato a 20.000 medici l'anno. Poi l'abbiamo passato quest'anno. Spiega di cosa, stiamo parlando dei test universitari. Dei test di ingresso in medicina. Che erano pochi. Pensavo fosse chiaro. Stiamo passando da 16 a 20.000, quest'anno siamo arrivati a 24.000. Stiamo modificando il test ingresso perché abbiamo pensato che era giusto farlo per venire incontro alle famiglie, a tutte le famiglie, anche a chi non ha la possibilità di frequentare un corso. No, non è abolito. Non è abolito il numero chiuso, è fatto un sistema diverso, è fatto un sistema più perché tu ti iscrivi ai primi 6 mesi, frequenti i primi 6 mesi, fai gli esami delle materie di questi primi 6 mesi, alla fine vai a fare il test. Quindi tu cosa consenti a tutti, diciamo un metodo più democratico, consentendo a tutti, anche a chi non ha la possibilità di frequentare un corso. È veramente bravo poi. Sì, ma poi abbiamo portato, mi pare che porterete a 30.000 l'accesso. Sì, porteremo a 30.000 l'accesso, ma noi abbiamo anche un problema che riguarda gli infermieri. Perché lì abbiamo un vero dramma che non riguarda magari la Sicilia, ma riguarda io prendo sempre l'esempio di questo reparto che è un reparto eccellenza, un reparto che funziona, eccetera. Tra medici e infermieri, ha detto, ci sono un centinaio di persone che lavorano ovviamente con sacrificio, così come fanno tutti i professionisti della sanità, però chiaramente anche questi, per le condizioni che ci sono... Poi non sono tutti nello stesso reparto. Penso che il dottor Agati si riferisce alla multidisciplinarità dei reparti che si incrociano e collaborano. Nel reparto ce ne saranno 20, 25. Non ce ne sono 100, è ovvio, però dico, anche lì rimangono, però Agati rimangono con voi perché riconoscono anche di lavorare in un centro importante, in un centro eccellenza, in un centro riconosciuto, cosa che non funziona poi negli altri reparti della Sicilia. Non è così, ci sono un sacco di reparti alla Sicilia, moltissimi reparti alla Sicilia che offrono una
eccellente, e in Sicilia orientale poi scappano però, se ne vanno. Però Nicola, perché un medico... Chi scappa? Scappano i medici, se ne vanno con condizioni migliori, se ne vanno dall'ospedale di provincia al policlinico, dall'ospedale di provincia a Catania al Garibaldi. Che cosa? Oppure sono pochi. Oppure nelle altre si dimettono e diventano gettonisti. Pochi. Si dimettono e diventano gettonisti perché lavorando Questa è una cosa 4 giorni. Ma oggi ma anche sul discorso dei gettonisti, ma anche il gettonista sarà un posto un forte. Fate parlare al dottor Agati qua, che poi fa le facce, non riesce proprio a aggredire, poverino. Sono troppo bravi loro, sono troppo bravi. E questo fanno di mestiere, guardi. Ma lui è contento oggi, quindi gli hai dato una buona notizia. Come no, lo so. Esatto. No, voglio dire, il Covid è stato un cingio nero. Ha spezzato la sanità in due. Quindi riprendersi dopo un'esperienza come quella è stata drammatica. Ora è ovvio che si può analizzare a diversi livelli, io non mi occupo di questo, ma il passaggio dei medici dagli ospedali di provincia agli ospedali di città e dagli ospedali di città alle strutture private è diventato ormai la regola. Perché sono pochi. Quindi, perché sono pochi. Perché siamo pochi. Perché siamo pochi. Se fossero quelli che servono... E ci sono molte specialità che non sono appetibili. I giovani di oggi non vogliono fare tante specialità, quindi bisogna rendere appetibili la medicina d'urgenza, perché sennò nei pronto soccorso non troverai sempre gettonisti e non troverai mai medici. Pagando i medici al pronto soccorso anche parecchio di più di un medico. Ma questo già ti posso dire che il governo ha già fatto 2 decreti, uno per anche voi a livello regionale. Fai una domanda che andiamo in pubblicità, ti faccio rispondere subito dopo la pubblicità su queste questioni che avete aperto voi col giornale, insomma, che sono diventate anche come dire, in qualche modo di cronaca, d'opinione pubblica. Luca, come dire, la prima emergenza è sicuramente quella del personale. La seconda riguarda il sistema complessivamente e quindi mi chiedo come il centrodestra, non si capisce come il centrodestra lo voglia. Ma cosa vuol dire il sistema? Cosa vuol dire il sistema? Se vuole una questione che lo spiego dentro la pubblicità, cosa vuol dire il sistema? Parlate delle università, d'accordo, parliamo dei medici tra 20 anni, mancano oggi. E che cosa facciamo? Ce li inventiamo? Ma tu lo sai, vabbè, dopo rispondo. Dopo la pubblicità. No, così poi diciamo di che... Eccoci qua, ritorniamo in diretta nell'ultima parte della nostra trasmissione. La domanda è di Miriam Di Peri, prima di andare in pubblicità, al centrodestra, quindi D'Agostino e Ciancitto, ha chiesto, dice, i medici mancano adesso, dice, è inutile che voi prospettate soluzioni per il futuro, dice, ma adesso c'è il problema, come lo risolvete? Ma allora, intanto... Chi ha governato prima di noi dal 2010 al 2019-2020 ha governato e sapeva che dal 2000... ha governato prima di voi in Sicilia? E in Sicilia, ma non è che la regione Sicilia decide quando... No, ascolta, non è che la regione Sicilia decide la programmazione del numero dei medici o degli infermieri. Questo è un decreto del Ministero dell'Università. Cioè, ognuno ha i suoi compiti, non c'entra. Quindi mi ascolti, e tutti sapevano che dal 2022 in tutta Italia, da Aosta a Lampedusa, in lungo e in largo, ci sarebbe stato un plateau di pensionamenti che andava dal 2022 al 2028, quindi perché tutti coloro i quali si erano laureati all'inizio degli anni 70 iniziano ad andare in pensione. Allora bisognava prospettare e fare in modo che aumentasse l'accesso sia alla facoltà di medicina che di scienze infermieristiche, e questo non è stato fatto. Ed è la prima cosa. Per formare un medico ci vogliono 10 anni, come ha ben detto lei. Noi ci siamo insediati nel 2022, abbiamo portato prima a 20.000, poi a 24.000. Nel 32 vedremo i risultati. Certo, i risultati. Non solo, ma c'è un problema, ascoltate, non è solo questo. Ma difatti c'è una soluzione. Qual è la soluzione? Fai continuare a Francesco. Poi c'è un altro problema, che è quello di rendere appetibili determinate specializzazioni. Perché i medici ci sono e vogliono fare tutti cardiologia, dermatologia, oculistica, nessuno vuole fare medicina d'urgenza. Perché? Perché vai a fare medicina d'urgenza e rischi di essere aggredito fisicamente, rischi di essere denunziato penalmente. Noi abbiamo messo lo scudo penale per il secondo anno consecutivo. C'è tutta una serie di problematiche che nel passato non sono state... in proporzione molto meno rispetto a... Noi abbiamo aumentato l'indennità di pronto soccorso, abbiamo pagato lo straordinario, abbiamo portato da 60 euro a 100 euro, lo straordinario non viene tassato al 46% ma al 15%. Cioè noi abbiamo fatto tantissime cose. Certo non è che in 2 anni possiamo risolvere tutti i problemi del sistema sanitario nazionale. Poi abbiamo chiare
le idee di quello che deve essere fatto regione per regione. L'abbiamo scritto anche in tanti decreti, alcuni ha detto poc'anzi Nicola D'Agostino, il centro unico di prenotazione regionale, il fascicolo sanitario elettronico, la digitalizzazione della sanità, i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per dare continuità ai malati cronici, che sono quelli fondamentali. Li abbiamo chiari. Sì, i medici se ne vanno dalla Sicilia perché in questo sistema, se non hai, ripeto, l'amico deputato, non fai carriera. La questione è questa. Ma non è vero, questo non è questa. Ma questo non è vero, questo possiamo non è vero. Chi vale, guarda, in sanità, non sono per niente, faccio il medico, chi vale in sanità non ha bisogno di amici, perché chi vale in sanità è cercato dai pazienti. Lo dico. Chiediamo al dottore Agati, perché il dottore Agati, perché il centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo funziona? Perché il dottore Agati e la sua equipe sono buoni, non c'è né D'Agostino neanche Cencitto che tengono. Questa è pura ipocrisia politica, è pura ipocrisia. Questa è fatta politica. Però non si può smentire. Sui manager non si può smentire. Ma non c'entra con i medici. Ma il manager con i medici. A cascata gestisce. Il manager a cascata gestisce la vita. Ma se c'è un primario che vale, non c'è un manager che possa resistere. Ma di che stiamo parlando? Il manager che dici tu. Ci sono manager più veloci per fare determinate cose. Sono partiti i titoli di coda. Anche solo per trasferire un infermiere in un ospedale all'altro si chiama il deputato di turno. Siamo seri, lo sappiamo tutti come funzionano le cose. Non ci parla più. Stiamo parlando sempre delle ma sono dettagli, stiamo parlando solo dettagli. Per essere trasferito, questo è il titolo di domani, dettagli. 30 secondi per dire che quello Chi che è? dice Antonio? Sì, solo 30 secondi per dire che quello che dice l'onorevole Lavardera è suffragato da atti giudiziari ed è confermato dalle procure di mezza Sicilia, se non di mezza Italia. Però la cosa importante è che c'è una soluzione che risolve tutti i problemi della sanità. Sapete quali sono i soldi? Chi ha i soldi e paga ha il primario che finisce di lavorare in ospedale e passa all'intramoenia o in una clinica ed opera subito e si aprono tutte le porte. Il dramma vero che si sta creando una sanità per i ricchi ed è una sanità che purtroppo non assiste i cittadini che non hanno i soldi per poter pagare. Questo è il dramma che stiamo vivendo. Caro Antonio, questo è il malcostume che c'è, è vero, non di tutti per fortuna. Però hanno ragione, questa legge l'ha fatta la Bindi. Questa è una legge del Partito Democratico. Bisogna essere onesti. Bindi ha fatto questa legge. Che volete che vi dica, così come il Partito Democratico ha fatto i test d'ingresso e ha chiuso il collo di bottiglia dei laureati. Dal 2010 al 2018 siamo in chiusura. Se vogliamo parlare dei veri problemi sono questi. Poi... Allora, mi sembra che insomma il racconto, diciamo, dell'attualità. Deve rispondere D'Agostino, dico, a Miriam Di Petri. No, è questo. Allora, adesso i medici saranno maggiormente formati e ci vuole tempo. È chiaro che il problema è questo, ed è un problema obiettivo, dove non c'è un ministro o un governo che può risolvere il problema con la bacchetta magica, è frutto di una programmazione sbagliata nel passato. La soluzione può essere anche questi medici che arrivano da fuori, gli stranieri, ci sono i fenomeni particolari dove c'è il malcostume, dove indaga la procura, ma questo c'è in tutti i settori e non è questo il vero problema. Io non la sminuirei così, perché voglio dire, andategli a raccontare a quello che non gli hanno fatto il referto. Luca, perdonami, Miriam ha detto c'è un problema di sistema. Allora, in un problema di sistema questi sono particolari, gravi ma particolari. Il problema di sistema è che mancano i medici e se tu non hai i medici non puoi riempire le parti. L'unico modo impopolarissimo per affrontare la questione e temporeggiare è quella di chiudere ospedali. L'unico modo è questo, accorpi le strutture. Non ci sono carenze d'organico negli ospedali che lascia aperto, certo, è la strada, quello che ma è chiaro che ci vuole tempo. C'è un danno creato nel recente passato, lasciamo stare chi l'ha creato, chi non l'ha creato, poco importa. Però a me la soluzione non sembra chiudere gli ospedali, perché mi sembra proprio un anti... chiudere gli ospedali più piccoli proprio. Ma no, io non lo voglio dire, io non voglio chiudere gli ospedali piccoli, dico solo che se tu hai carenze di medici, andateglielo a dire alle mamme delle madonie che non possono più partorire. No, quelli non si chiudono, parliamo degli ospedali urbani, ma io non voglio prospettare questa come soluzione, questa non è la soluzione, ma l'unico modo per avere le piante organiche complete in alcuni ospedali allora, siccome li vogliamo tenere tutti aperti, io sono d'accordo, teniamoli tutti aperti, dobbiamo sapere che ce li terremo ancora per qualche anno con vuoti d'organico, perché non ci sono i medici, stiamo creando le condizioni perché ci siano. Ma signori, questo è un fatto obiettivo ed è questo il vero tema. Ed è questa la vera scommessa che l'assessore Faraoni, con la sua competenza, dovrà
affrontarlo, lei lo sa che ha davanti una montagna da scalare e io credo che in questo momento dobbiamo essere tutti solidali, perché sono problemi che dovrà affrontare la Faraoni e il governo Schifani tutto e noi anche come Parlamento, perché ci saranno competenze anche delle commissioni, quindi anche della Commissione Sanità. Dobbiamo essere tutti uniti perché è un problema di tutti, non è un problema di una parte. E quindi questo voglio dire a Miriam e allo stesso Antonio, non creiamo problemi che non sono, perché il caso particolare e quindi il fatto di Trapani piuttosto che altri casi di malasanità che ci sono, quelli sono da imputare all'attuale sistema politico e lì è vero, ma il fatto di sistema, quello dobbiamo essere tutti a remare nella stessa direzione. Non sono particolari, onorevole D'Agostino, questa è la realtà della sanità, è la realtà della sanità siciliana. Io sono pronto a parlare ora per un'ora della eccellenza della sanità siciliana e dei casi di eccellenza che quotidianamente ci sono. Per un caso di mala sanità settimanale ce ne sono centinaia quotidiani di buona sanità in Sicilia. Diciamo sciocchezze, perché io davanti alle banalità mi astengo. Ma non è una banalità, io però mi dispiace che lei sminuisca. Dico che è un problema, ma è un problema, ci sono 100 fatti positivi. Però non è giusto sminuire questa cosa qua. No, dico, sarà un particolare, sarà rispondendo a Miriam che dice che c'è un problema di sistema e sono d'accordo, il sistema è una cosa complessiva e generale, poi ci sono dei fatti gravi, ma sono particolari e non voglio utilizzare il termine particolare come dire è un aspetto, è un caso particolare che è centrato. Sente, chi ci mette la Faraoni all'ASP di Palermo? Non lo sappiamo ancora. Vabbè, non lo sa, dai. Non lo sappiamo. Non lo so. Io se una cosa la so, lo sai che te la dico. Non lo so. Sono anche fuori provincia. Mi ha fatto così. Io l'ho vista fuori onda. Alla domanda ha fatto. Si è avvicinata con l'orecchio per sentire meglio. Però alla fine la spunterà ha fatto così. Ha fatto di nuovo il buon Iacolino, vedrete. Per sentire. Dottore Gatti, chiudo con lei, che almeno un messaggio di speranza in questa sera. Tra l'altro lui ci segue, se l'è vista dal vivo questa volta la trasmissione, hai visto? Esatto. Dottore Gatti, grazie. Intanto qual è il migliore esempio? Un caso di buona sanità che abbiamo D'Agostino, io non le dico come si dice da noi, perché lei lo sa. Alla faccia, guardi, scusa Luca. Io ascolterei il dottore Agati sulla vicenda dei medici che ha detto poc'anzi l'onorevole Lavardera. Cioè dire se... Che cosa? Che se ne sul discorso che ci sono medici che hanno corsi preferenziali tramite la politica. Non credo che voglio parlare su questa non credo. È troppo per bene per parlare di questa cosa. Ma che diciamo? Dottore Agati, intanto dobbiamo... Allora, io però voglio sentire il dottore Agati, perché la voce del dottore Agati rappresenta anche le famiglie di tutti quei piccoli pazienti. Oggi possiamo dire che è contento, dottore Agati, di quello che è uscito fuori da questa trasmissione? Io, guardi, posso essere anche contento. Vi prego di fare contenti i genitori, che è la cosa più importante da fare. Oh, quindi sia conseguenziale, onorevole Cencitto, onorevole D'Agostino. Ascolta, non dipende al governo nazionale, quello da fare lo ha fatto. L'ha messo anche per iscritto a luglio. Infatti il governo nazionale l'ha fatto, e la passa palla, Giuseppe ce dovete fare voi al regionale. E ora se si muovono con la Corte dei Conti, stai tranquillo. A parte lo scherzo, mi sembra che veramente si può stare tranquilli. Mi sembra che si può stare tranquilli, mi sembra che Catania, diciamo, allo stato dei fatti sembra la destinazione, diciamo, che privilegiata per tutta una serie di questioni. Ma non per questione di campanilismo politico o di una questione oggettiva. Domani qualcuno ha un problema con la provincia di Messina. Io mica non lo faccio il dottore Gatti se ne deve scappare da Taormina da domani. Insomma, esatto. Non ci sono problemi, non scappa da nessuna parte, non lo fanno scappare, non ci sono problemi. Grazie dottore Gatti per tutto quello che fa per questi piccoli pazienti, grazie per essere stato con noi, grazie a Miriam Di Peri del quotidiano La Repubblica, non fare col quel pugno così per favore, perché qua sono poi se la non si può fare più niente. Per favore, se non apriamo questioni. Grazie Antonio Condorelli, sempre con noi, grazie all'onorevole Ismaele Lavardera, in bocca al lupo, buona fortuna, non so come si dica, per il suo movimento politico controcorrente. Grazie all'onorevole D'Agostino che adesso lo lasciamo andare al Carnevale di Cireale, oggi un weekend questo, diciamo, importante, e grazie all'onorevole Francesco Cencitto per essere stato con noi. Il punto ritorna la prossima settimana, sempre qui sui nostri studi Telecollo e Antenna Sicilia. Grazie.